Tutto pronto per l'inizio della 14ª giornata del girone B della Serie C2. Si affrontano il Colli Albani contro il Futsal Guidonia 93. Il lancio lungo del Guidonia, la difesa del Colli Albani, la palla termina per Onori che prova il destro, arriva Ceci e mette dentro il gol dell'1-0. 4 minuti sono serviti agli ospiti per andare in vantaggio. Si difende ora il Guidonia, palla sul limite del fallo laterale, arriva il destro di Napodano, la deviazione sfortunatissima di Onori e c'è il pareggio, reazione immediata dei padroni di casa. Prova a spingere il Colli Albani, il lancio lungo però del Guidonia, la palla tra i piedi di Ceci, Ceci il destro e ancora una volta il vantaggio degli ospiti, è ancora Ceci a portare davanti i suoi, grandissimo il suo destro, nulla da fare per Rispoli. Ci prova ancora il Guidonia, palla per Ceci, dentro per Colaiaco che si mangia un gol già fatto. Difende palla del Grosso, messo giù e allora è tiro libero, ancora tiro libero. Dal punto di battuta va Centorbi, Centorbi porta i suoi sul pareggio allo scadere del primo tempo, gran sinistro di Centorbi. Ruba palla adesso Centorbi, si può involare sulla destra, Centorbi punta l'uomo, Centorbi sul destro, che risposta! Il calcio d'angolo per il Guidonia, palla per Onori, Onori, il palo. Riparte il Colli Albani in velocità, palla per De Cicco, De Cicco controlla il sinistro, la parata ancora De Cicco, libera la difesa. Palla rubata del Grosso sul sinistro, del Grosso, arriva Centorbi, che occasione mangiata. Ruba palla ancora il Colli Albani che può ripartire, ancora in ripartenza, Centorbi, Centorbi, dentro per del Grosso, arriva ancora Onori e devia nella sua porta, 3-2 a pochi minuti dal termine, ancora il vantaggio del Colli Albani. Non c'è più tempo, finisce la gara. 3-2, vittoria importantissima, esordisce così con un successo il nuovo allenatore del Colli Albani. Vi ricordiamo di non perdere gli appuntamenti in settimana con le interviste e gli approfondimenti sul portale futsalfunner.it.